La sanità regge le spallate del Covid, i contagi crescono, ma i ricoveri vengono assorbiti dagli ospedali veneti. In questa stagione, però, è forte la pressione anche dei malanni legati all'arrivo del freddo. Abbiamo gli ospedali presi d'assalto da tutta una serie di patologie respiratorie che quest'anno pesano. Quindi abbiamo tanti ricoveri per la sinciziale da un lato, per comunque influenze, malattie respiratorie che prevedono trattamenti ospedalieri, che avevamo di gran lunga ridotto nell'invernata 2020-2021. Vi ricordate l'anno scorso si diceva che fine ha fatto l'influenza? Quest'anno c'è. Quindi quest'anno c'è la congiuntura astrale peggiore che potevamo avere. Il motore della sanità veneta ha aumentato l'andatura, ma non va fuori giri. La situazione, per quanto preoccupante, è sotto controllo e il lockdown è uno spettro da scongiurare in ogni modo. Evitare di chiudere e fare lockdown. Non ci sono tante vie di uscita. E anche il lockdown per i non vaccinati è da escludere. Nella conferenza Stato-Regioni è un'ipotesi che non è stata presa in considerazione. Non si è parlato del modello Austria. A mio avviso, stante oggi il modello costituzionale che abbiamo noi e il paese che siamo, pensare di fare lockdown per i vaccinati non si riesce.